Ciao ragazzi, qui siamo al parco di Monte Claro, di fronte si sarebbe qui sotto, all'ASL dell'ex manicomio degli anni, poi degli anni 80, degli anni 60, anzi diciamo ancora molto più vecchio, e quindi siamo qui per continuare il nostro viaggio panoramico per visitare. Guarda che bello, questo è un piccolo parchetto abbandonato, solamente questo lo utilizzavano le persone quando erano malate, un parco per i malati, capito? Un manicomio. Guardate, questo è il coso, l'entrata della biblioteca panoramico. Che bello, vedete? Biblioteca provinciale Emilio Lussu. Ah, di Emilio Lussu. Ah, ecco, adesso l'ho scoperto. La biblioteca di Emilio Lussu, il nostro soldato sardo, che è anche, diciamo, un scrittore, un politico, che è andato in guerra negli anni della prima guerra mondiale. Guarda che palazzo, che bello, un palazzo, insomma, il palazzo di Dio. Guardate che c'è anche l'aquila. E basta questa mosca che mi sta ronzolando addosso. Guarda l'aquila o se no o il falco. Che bel palazzo, anzi che bella casa. Mettiamo da questa parte, vediamo che cosa troviamo. Sì, è proprio un bellissimo palazzo della biblioteca. Che bella. Potremmo entrare dentro la biblioteca, ma mi sembra che è proprio vietato, ragazzi, Aspettate che devo togliere lo zoom. Ecco, perfetto. Dobbiamo, capito, non si può entrare con la telecamera. Vedete, guarda il cartello. Villa Clara, biblioteca provinciale di Emilio Lussu, parco di Monte Claro. Incredibile. Quindi allora, poco a poco, se c'è qualche modo per entrare, chissà, proviamo, dai, let's go. Bene così, ok, così ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, il panoramico di Cagliari, perché adesso piano piano, ragazzi, sto facendo video sui panorami, perché questa macchina, la videocamera, la devo studiare benissimo per sapere già cosa si tratta, e quindi mi serve per sapere un po' di cosa su questo Charlie Investigation 2. Allora ragazzi, nel frattempo mettete un bellissimo like, iscrivetevi nel mio canale Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna, e nel frattempo vediamo se ci saranno altre produzioni avanti che dovrò fare, che mi stanno chiamando. Mi sta chiamando mio amico Checco Vargiu, che mi vuole portare a Is Mortorius, e altra gente mi vuole portare a visitare il pozzo che c'è sottoterra di questo mio amico di Vincenzo, e poi altra gente mi vuole invitare che io vada a Milano. Ragazzi, farò una produzione a Milano, ragazzi, se trovo i biglietti che costano meno. Visiterò Milano, ragazzi, verrò a Milano. Chi vuole venire a conoscermi, sto venendo a Milano, ragazzi.
però non so quando, ma vi avviserò quando arriverò, o se no vi farò una sorpresa, che sarò lì, ok? Allora io ragazzi vi saluto, ci vediamo alla prossima. Un saluto dalla biblioteca di Emilio Lussu, il nostro soldato sardo degli anni della guerra, ok? Ciao ragazzi, vi saluto, buon pranzo, ciao, let's go.